Ciao imbruttiti, oggi sono a Montechianne, nel comune di Rovereto Veronese, in provincia di Verona, nello splendido territorio della Lessinia. Nei giorni scorsi avrete visto una storia che ha toccato un po' tutti. Ho voluto approfondirla. Una donna che rappresenta una vera e propria riscossa e forza per tutto il mondo femminile. Andiamo a vedere. Siamo qui con Maria Caprara Martini, lei ha solo 21 anni, veneta e veronese doc. Un anno fa le muore il papà, lei decide di non scoraggiarsi, si tira sulle maniche, dà una svolta alla sua vita, fa qualcosa di veramente speciale. Un esempio davvero per tutti. Il mio mondo. 6 generazioni. Qua dentro chi è che ci lavorava? Mio papà. Quando è che è morto papà? 15 luglio 2018, quindi un anno fa, è da un anno che abbiamo iniziato. Non mi sono chiesta cosa faccio, mi sono chiesta come faccio a fare un tavolo, perché non l'avevo mai fatto. Sapevo il cosa ma non il come. Quando ho deciso di prendere in mano qui mi sono buttata, ho detto cazzo perché no, cioè alla fine nel sangue ce l'ho e lo sento. Poi si sbaglierà tantissime volte e ho sbagliato, però ho fatto anche tante belle cose. Sono le candele di mia mamma, Betulla. Del legno certificato Lessinia. Bravo, bravo. Facciamo una mensola? Facciamo una mensola. Una mensola. Qua si pianta. Ho tolto la parte grezza. Bello liscio, liscio. Faccio un foro a metà per poi preparare un listello da attaccare al muro e fare una mini mensolina. Adesso io ho fatto il foro, devo prepararmi un legno con la stessa profondità per poi questo listellino attaccarlo al muro e poi gli infilerò la mensola. La parte più difficile qua è proprio fare il listello perché deve entrare dentro precisamente. Tutto avete. Questa è la vostra riserva praticamente che... Sì, questi alberi no, che erano nostri di castagno e sono pronti fra un anno perché li abbiamo messi qua 2 anni fa e la regola sarebbe farli essiccare in base allo spessore, tipo se sono 4 cm di spessore, 1 centimetro per anno, quindi 4 anni. È una delle pialle vecchie che si usava una volta, del nonno. Che ti piace così tanto sta macchina? A parte il modo di usarla, sono queste 2 leve che con questo me lo sposto a destra e a sinistra. Mi piace questa cosa qui. È bella perché è super vecchia e qua ci sono 4 macchine in una. La foratrice, qua c'è la pialla, qua c'era la circolare. Quando ero piccolina facevo tipo le camerette per le bambole, perché avevo le bamboline mie. Cos'è? La testiera del letto, a me è 2,80. Fai i restauri? Sì, e anche ripristino oscuri. Li riporto al legno, Sì? gli ridò il colore, vernice, seconda mano di vernice. Si vede un po' un coniglietto. Guardando il bianco si vede, sembra un coniglietto. È sempre stato il mio sogno, quindi l'ho realizzato, lo sto realizzando ancora con calma. Fare questi lavori manuali vuol dire essere meno femminili? No. Tante volte mi serve anche la femminilità per il progetto di certe cose, tipo delle cucine o anche solo dei tavoli o dei mobili, perché l'uomo non pensa al pulirlo poi. Quindi serve anche la donna, secondo me, è molto utile anche la donna. Il lato maschile che ho è solo la forza. Il papà era un testardo come me, era uno che aveva tanta paura, soprattutto del vedermi qui a lavorare. E sono tutte cose molto pericolose. Quando gli buttavo certe battute un po' così a caso e si rideva insieme, quello era il bello. Quando passava i pezzi che non capivo perché prendeva certe misure e io ero lì così come un grillino a guardare cosa stava facendo, perché lo faceva. Il più grande insegnamento che ti ha lasciato qual è? Pensare tanto prima di fare. Non hai avuto paura di rischiare? Perché? Anche adesso ce l'ho. Cioè la paura c'è perché deve esserci, perché se no non sarei neanche andata avanti molto probabilmente. Ho deciso perché mi sembrava, oltre al giusto che... Però hai la responsabilità di una cosa a 20 anni e tutto da solo. Però quello non ha mica avuto il tempo papà di insegnartelo, no? No. Tu hai realizzato il tuo sogno. Lo sto realizzando, cioè so qual è, quando sai già qual è, sei fatta. Se continui a lavorare, se continui a realizzarti, continui, c'è un continuo. Cioè non c'è una fine, c'è solo un inizio. Rivedi tuo papà in te, sì, in questo? Lo sento. Certe cose ce le ho proprio distinto da farle. Cosa gli mostreresti che hai fatto? L'ultimo tavolo che ho fatto per un suo carissimo amico, in ciliegio. Non gli chiederesti sei contenta di me? No, perché secondo me lui non vorrebbe che io continuassi. Perché lo fai? Per me. Però ti manca papà. Lui è felice.